guardiamo ad una legislatura che possa concludere il suo ciclo dei 5 anni e in questa legislatura realizzare tutti quei punti che sono nel programma. Abbiamo lavorato su argomenti specifici, le città, l'agricoltura, le piccole e medie imprese, insomma si sta facendo un lavoro serio, praticamente finito. E alla fine il governo arrivò, 5 Stelle e PD, ma si è dovuti attendere il voto di poco più di 80.000 elettori sulla piattaforma Rousseau per avere il via libera. 79,3% di sì e ora l'accelerata finale. Giuseppe Conte è atteso a breve al Colle, nel pomeriggio già forse il giuramento e la squadra di ministri con una quota di nord-est probabile. Il trevigiano trentino Fraccaro dovrebbe essere riconfermato, i rapporti col Parlamento. Il triestino Patuanelli in pole per lo sviluppo economico. Salgono anche le quotazioni del bellunese Federico D'Inca, mentre l'ex prefetto di Venezia, Luciana Lamorgese, sembra destinata al Ministero degli Interni. Quel Viminale retto per 14 mesi da Matteo Salvini, che dopo il sì finale commenta. Sono orgoglioso che la Lega sia fuori da questo mercato delle vacche disgustoso. Questo è. Non è il momento di disperarsi, anzi, è il momento di ragionare, testa, cuore e prepararsi. Prepararsi all'opposizione, prepararsi alle piazze e alle manifestazioni di dissenso, mentre lo scontro con i pentastellati resta alto. Io penso che sarebbe e sarà più serio chiedere il parere a 60 milioni di italiani che non a 60.000 militanti dei 5 Stelle. Però così è. Adesso in questo momento probabilmente Renzi e Grillo o Di Maio e la Boschi saranno al telefono, saranno in una stanza per spartirsi ministeri, sottosegretari, presidenze, vicepresidente. Come si farà a lamentarsi delle cose che faremo al governo se ci potevi stare al governo e hai deciso di metterti da parte? Quale che sia la squadra di governo, si troverà comunque a avere a che fare con il Veneto. L'autonomia è lì. Non perdiamo un millimetro di quello che abbiamo guadagnato come terreno, è prevista dalla Costituzione, chiunque vada a Palazzo Chigi ci ritroverà sulla porta di Palazzo Chigi. Ce n'è già una piattaforma consultata, si chiama piattaforma Veneto, 2.328.000 veneti hanno detto sì.